Paolo Pizzolato, candidato sindaco a Milano, vero? Dove si è comunque ricandidata la Pavanello. No? Ma io appartengo a un movimento che si chiama Prima il Veneto, il che è già tutto. Quando abbiamo scelto il nome del movimento sapevamo già a cosa potevamo andare incontro. Il problema è che tanta gente in questo momento non riesce ancora a capire. Questa è la serata giusta proprio per cercare di fare in maniera che i veneti riescano a capire qualcosa. Il principio fondamentale è quello che è stato determinato a Roma. Noi siamo una regione che produce tantissimo, a Roma ci invidiano di quello che facciamo. Noi siamo una regione che è giusto punire per quello che facciamo, per la richiesta di indipendentismo che vogliamo, e ci mandano il doppio di immigrati all'interno della nostra regione rispetto a tante altre regioni. Cosa succede in questo momento? A me ha fatto molto piacere quello che è successo a Roma. Ha fatto molto piacere perché vuol dire che la regione Veneto è stata una delle prime a trovare il coraggio di esporsi e di chiedere questa cosa. È stata una vigliaccata da parte, diciamo, del governo, da parte di Roma, come sempre, fare in maniera che questa regione, come dice qualcuno, conti di più a livello governativo che non a livello federale o a livello di autonomia o di indipendenza. Io dico che è stato completamente sbagliata quello che ha detto Baretta, perché i veneti prima o dopo rialzeranno la testa. La forma di indipendentismo che noi stiamo cercando di chiedere come veneti è una forma e un diritto che ormai sta avanzando in tutta Europa. Qualcuno dice, se un giorno mai succederà. Guardate che il se è proprio una perdita di tempo, il problema è quando succederà, perché la data è già determinata, prima o dopo succede questo, perché dappertutto si sta muovendo questa forma di indipendentismo, addirittura a livello di stati, abbiamo visto la Catalogna, vediamo la Scozia cosa sta succedendo. La stessa Brexit è stata una forma di indipendenza da parte dell'Inghilterra nei confronti dell'Europa perché ha voluto così, e hanno fatto bene, perché non è vero nulla che ci rimetteranno. Ma torniamo a noi veneti. Nel momento esatto in cui la Regione chiede un referendum per l'autonomia, cercheremo di fare in maniera di far capire i veneti a cosa vanno incontro, e sarà questo il momento in cui dovranno far valere quello che è la differenza fra noi e quello che chiedono gli altri. Poi non capisco una cosa, non capisco perché ci sia sempre questa costante ritorsione nei confronti della nostra Regione, che cerca di fare in maniera di produrre, che è sempre stata considerata la locomotiva del nord-est. Ma soprattutto quello che mi preoccupa è che noi, nonostante tutto, continuiamo a lavorare e siamo la prima regione d'Italia, viene considerato il quarto Stato europeo per esportazioni di prodotti ittici, di prodotti agricoli. Io che ho vissuto anche questo settore posso dirlo anche con molto orgoglio. Cosa succede? Succede che nel nord si sta abbattendo tutta la scarsità gestionale e amministrativa di quello che è il nostro governo, che da tempo sta amministrando senza il consenso dei cittadini, e si passa il testimone da una parte all'altra, da un momento all'altro. È una cosa assolutamente inutile quello che sta facendo il governo. Io continuo a dire che deve esserci un momento reale dove i veneti non devono essere quelli che hanno mandato il messaggio, che sono i 100.000 d'accordo con Baretta, devono essere gli altri che si devono assolutamente ribellare, perché è una cosa giusta, ma è giusta anche per le altre regioni, non solamente per il Veneto. Non parlo di formule di regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, parlo che una forma di indipendenza dove le tasse vengono trattenute all'interno della nostra regione o delle altre regioni, dove si riesce a dare meno allo Stato italiano, è una forma di correttezza dove uno riesce a gestire i propri soldi. È inutile che io Veneto continui a mandare giù a Roma i soldi che poi vengono utilizzati costantemente, sembrava dovesse sparire questa cosa, per l'assistenzialismo di altre regioni che non si impegnano assolutamente. Guardate che la disoccupazione nel sud è una cosa che resta non perché i ragazzi non hanno voglia di lavorare, ma perché va bene al governo, perché va bene al sud trattare la propria gente così. È per quello che anche loro in questo momento stanno rialzando la testa. Quello che purtroppo dispiace a me è che qualcuno che certe volte guidava anche partiti del nord si sia completamente dimenticato dei sacrifici che abbiamo fatto qui nel nord e di tutto quello che abbiamo prodotto, e abbiano deciso ancora una volta di diventare partiti di Roma, partiti nazionalisti, dove Roma sembra essere l'indotto, scusate il termine, non voglio offendere nessuno, ma la cloaca dove tutto entra. Invece bisogna ricordarsi dei sacrifici che continuiamo a fare noi e di tanti altri sacrifici che fanno tante altre regioni e tanti altri cittadini. Allora, Pizzolato ha lavorato per molti anni in banca. Sono ancora dipendente adesso di una banca, e anche noi nella mia banca, come tanti anni fa, altre banche, vendevamo i mutui della banca Woolwich. La banca Woolwich in valuta straniera, in marchi, in yen, in franchi svizzeri. Noi abbiamo fatto tempo a cambiare perché ne avevamo pochissimi, la mia banca è una banca di credito cooperativo piccola, per cui abbiamo fatto in tempo a variare questa cosa. Però c'è una nuova mazzata che sta arrivando ed è una vera bomba atomica, ed è veramente uno scoop quello che sto dicendo, perché è una cosa che è nata a breve, per cui è freschissima.
La banca Ulicet alcuni anni fa è stata incorporata dalla Berkeley Bank. La Berkeley Bank ha chiuso tutti gli sportelli a livello nazionale e ha riportato tutto nella propria sede, lasciando tutti quelli che avevano i mutui fatti con banca Ulicet, poi assorbita dalla Berkeley, nelle mani di quelli che sono stati i gestori che hanno promosso e che hanno erogato questi mutui. Questi mutui, da circa 10 giorni, sono stati convertiti e si sono accorti che all'interno c'era un piccolo trafiletto di cui o qualcuno non se n'era accorto o era trascritto in una maniera talmente morbosa che nessuno riusciva a capirlo, dove il cambio con il franco svizzero o con il derivato che c'era all'interno del franco svizzero ha fatto sì che qualcuno che aveva un debito residuo di 100-120 mila euro, come è capitato a me 7 giorni fa partecipando a un piccolo convegno di questa associazione che è appena nata fresca a Padova, che sta difendendo tutte le persone che hanno questi mutui, sia stato portato dai 100, 110, 120 mila euro a 210, 220. Cos'è successo? È successo che nessuno era stato avvisato del concambio in franco svizzero che era avvenuto in questo ultimo periodo, soprattutto in questi ultimi 3 anni. E questi mutui non hanno possibilità, come tanta gente aveva chiesto per cercare di regolarizzare, di normalizzare la posizione, di poter essere surrogati da altre banche. Perché se tu non ottemperi all'importo che in questo momento vale il tuo mutuo, per cui gente che si è trovato il doppio di quota capitale da pagare, tu non puoi essere surrogato. C'è gente che è completamente alla disperazione perché non sanno più come andare avanti, perché si sono trovate rate da 600 euro al mese a 1200, ve lo dico, guardate, è proprio una cosa, e queste persone sono persone che hanno stipulato 10.000 mutui. 10.000 mutui, per cui è un'onda incredibile che arriverà ancora una volta con il discorso delle banche dove qualcuno si è comportato male, ma la domanda che bisogna farsi è questa, che bisogna ogni volta farsi quando si parla di banche. Tutto quello che si eroga, che una banca eroga, tutto quello che fa, viene sempre controllato nel momento esatto in cui tu stabilisci una quota di capitale che viene investita in titoli, tu li emani questi titoli, li emetti per far sì che il cliente possa comprarli e acquistarli, viene sempre analizzato da parte della Banca d'Italia. Qualcuno si sta chiedendo dove fosse, dove sia e dove andrà la Banca d'Italia, che non aveva letto, forse come altri, o qualcuno si è girato da un'altra parte, quel maledetto trafiletto che in questo momento sta creando 10.000 bombe atomiche e gente che probabilmente sarà non solo ridotta alla fame, ma non saprà come fare per poter andare avanti perché gli verrà portato via la casa. Ecco, tutto questo è uno scoop, sì. I giornali non ne hanno mai parlato. Paolo Pizzolato. Ma secondo me, anche per concludere molto velocemente, sì. Io porterei il governo a Bruxelles per cercare di fare in maniera di condannarlo per la forma di razzismo e di discriminazione che sta attuando in questo periodo, in questo momento, nei confronti degli italiani e soprattutto nei confronti dei veneti. Non è possibile, non è assolutamente possibile che se entra una persona dentro casa mia e cerca di fare in maniera anche di usare violenza, oltre che portarmi via i soldi, portarmi via quel poco che ho, io non abbia il diritto, in quello che viene considerato un paese civile, che invece è un paese africano, di potermi difendere. È una cosa assolutamente irrazionale, una cosa assolutamente che non sta da nessuna parte. Pensate che il paese più armato del mondo, tutti noi pensiamo che siano gli Stati Uniti, che sia l'America, è invece un paese civilissimo dove è stata insegnata la cultura dell'uso delle armi fin da piccoli ed è la Svizzera. La Svizzera è il paese più armato del mondo, hanno una cultura locale dove sanno perfettamente che in ogni casa c'è non solamente un'arma ma tante armi, ma sanno perfettamente come adoperarle e a loro non serve, perché sono cresciuti in una cultura completamente diversa da quella nostra. È una cosa assolutamente illogica che io non possa difendermi, anzi oserei dire che è una vera e propria bestialità che io che mi sono difeso debba anche pagare i danni eventualmente alla famiglia. Non solo uccido il rapinatore che viene all'interno della mia casa, che mi porta via tutto e che può correre il rischio anche di uccidere me e la mia famiglia, ma chiedo i danni e i soldi io alla sua famiglia per come ha allevato il ragazzo che è venuto dentro casa mia e per quello che mi hanno fatto, perché queste persone ospiti all'interno del nostro paese dove portiamo tanta pazienza nell'accoglierli non si sono mai adattati a quello che sono le nostre esigenze. Poi vorrei dire una cosa, noi domani mattina come Prima il Veneto saremo in piazza Municipio a Mira per la candidatura, diciamo, per le amministrative che sapete che abbiamo a Mira. Noi andremo non solamente a presentare la nostra candidatura, a presentare la nostra lista, ma andremo a dire alla gente di Mira che anche noi stiamo dando le case che abbiamo, le case comunali e quelle poche cose che si possono fare a quelli che risiedono a Mira almeno da 15 anni. Voi pensate che l'amministrazione si è dimenticata completamente di dire, si è dimenticata anche di fare in maniera di far notare che 2 anni fa, in questi giorni,
2 fratelli che avevano perso il posto di lavoro e, come succedeva prima, erano mantenuti dalla mamma che è deceduta, sono morti di stenti e di fame, li hanno ritrovati mesi dopo in un alloggio popolare straabitato, dove solamente per la puzza che emanavano i cadaveri e soprattutto i liquami che venivano fuori da sotto la porta, i servizi sociali sono accorti di questi. Altresì il sindaco si sta facendo bello e bravo in questo periodo dicendo che Mira sta ospitando il doppio dei profughi di quello che sarebbe per un altro comune, per cui anche gli altri dovrebbero adattarsi. Questi sono soldi spesi assolutamente in una maniera errata, dove non è stata mai data importanza ai cittadini di Mira e ai cittadini veneti. Il problema è che per una volta tanto si può sparare anche eventualmente in questa amministrazione, perché questa amministrazione è grillina.